della città passa sicuramente anche attraverso accordi che ci sono oggi in essere con la stessa università, un colloquio sempre più stretto, non che prima non lo fosse, ma sempre più incalzante verso una università che diventi internazionale, perché se noi abbiamo un soggetto quale l'università che si sviluppa nel senso dell'internazionalità, ci fa fare passi in avanti che non arriverebbero con una città, con un'università chiusa in se stessa, un'università che fosse solamente all'utilizzo esclusivo dei sardi. Ecco, questo è il processo dinamico su cose che magari uno non percepisce tutti i giorni, ma è su quello su cui ci stiamo muovendo. Sul discorso dell'università siamo aperti a quel campus che attendiamo venga presentato dall'ESU, che possa essere realizzato in una parte della città, lì dove è adesso, nella zona della playa o in un'altra zona. Ho dato la massima disponibilità al stesso rettore e naturalmente all'ESU. Voi sapete che adesso c'è qualche problema con l'ESU, ma io non tra comune ESU, forse interno all'ESU, io non ho mai avuto problemi con l'ESU. Sono pronto a risolvere anche questi problemi in qualsiasi momento, sicuramente anche prima della fine della consigliatura. Abbiamo delle idee, discutevamo proprio con l'architetto campus su alcune permute, che se potessero queste agevolare l'ESU, cioè noi abbiamo delle proprietà, come voi sapete, nel vecchio progetto quella semoleria, per cui noi potremmo accedere a quelle proprietà e fare una permuta con altre proprietà in modo da rendere più facile l'utilizzo di quella parte per l'università e per l'ESU, se ancora avesse interesse, oppure per poterlo cedere liberamente senza impegni gravanti da parte del comune, cederlo per realizzare il campus da un'altra parte. Per cui sempre grande attenzione a quelli che possono essere i progetti che derivano dall'università, così come abbiamo un progetto che è quello dell'università per stranieri. Voi sapete che c'è il progetto della chiesa di San Giuseppe, che dovrebbe poi essere trasformato in una sorta di alloggio per stranieri, sia per professori stranieri che per studenti stranieri. Ecco, in questo senso il colloquio e i rapporti con l'università sono sempre più vivaci, perché non c'è dubbio che Cagliari è una città che ha 40.000 studenti, sono tantissimi, e che risolvere i problemi degli studenti, il miglioramento della qualità, della qualificazione dell'università non può che essere importante per lo sviluppo più allargato della città.